Allora, qui siamo con l'avvocato Giuseppe Boscolo, un altro piccolo passo avanti per il prossimo martedì, sbaglio? Direi un importante passo avanti che chiude tutta una fase durata anni. Martedì prossimo, 10 novembre alle ore 10, a Palazzo Ferrofini a Venezia, il sindaco di Chioggia e una delegazione cittadina, il nostro comitato e le principali categorie economiche e della società civile, una rappresentanza, presenterà la proposta di legge regionale speciale per Chioggia, deliberata dal Consiglio Comunale il 25 di marzo del 2015. Insieme alla proposta di legge regionale presenteremo anche la petizione regionale che ha raccolto quasi 4.000 firme a sostegno della proposta di legge del Comune. Ricordiamo che la proposta di legge propone la ferrovia verso Piove di Sacco, Padova, Venezia, la sistemazione del litorale e la tutela dei fiumi. Io penso che sia un momento molto importante. I cittadini che dovessero essere interessati a partecipare in rappresentanza di categorie, di associazioni, eccetera, possono mettersi in contatto con me e con il comitato. Ringrazio Chioggia Azzurra che ci ha dato in questi anni la possibilità di diffondere questa iniziativa. Grazie a voi, perché insomma invece di tante volte abbiamo dei contenuti che forse non hanno una grande qualità, invece questa cosa qui, questi incontri che abbiamo fatto insomma sono sicuramente di qualità, e col tempo noi speriamo che le cose insomma vadano per un certo verso. Siccome gli investimenti pubblici non si fanno in 3 minuti e ci vogliono tempo, abbiamo avuto la possibilità, noi, siete voi che ci avete dato la possibilità a noi di seguire questo percorso, che speriamo bene per la città che vada. Il prossimo passo sarà un incontro che abbiamo chiesto, speriamo che ci venga concesso, dal Ministro Del Rio. Abbiamo chiesto e siamo in attesa con la segreteria che possa essere fatto questo incontro, la questione della Romea collegata alla ferrovia.